Di cure palliative si è invece parlato a San Donà di Piave in occasione dell'incontro tenuto alla casa di riposo Monumento ai Caduti di Guerra. Quando la vita, con tutti i suoi sogni e i suoi desideri, si trova davanti allo spettro nero di un male incurabile e tutte le speranze sembrano morire, c'è ancora molto da fare. Di questo e molto altro si è parlato sabato mattina al convegno che si è tenuto presso la casa di riposo Monumento ai Caduti. Iris Hospice è una struttura che si occupa e si prende cura non solo delle persone malate, grazie ad uno staff di medici e infermieri, ma anche dei familiari, dando loro il necessario sostegno psicologico. L'Hospice è un'eccellenza della nostra azienda e del nostro territorio. Il nucleo di cure palliative permette ai nostri cittadini di affrontare una fase delicata della vita o al proprio domicilio o in una struttura come questa dove vi sono persone fantastiche che fanno un ottimo lavoro appunto per accompagnare alla morte i nostri cittadini e i nostri familiari. Ospiti della struttura sono i malati, che hanno un'aspettativa di vita non superiore ai 6 mesi. Il convegno era a loro dedicato e anche a chi a loro è vicino, per poter affrontare con dignità la malattia e il dolore. Incontro che ha voluto informare il pubblico presente anche sulle cure palliative. Allora, le cure palliative sono rivolte a quei malati che hanno concluso il loro percorso di cura specifica, in particolare pazienti oncologici, a cui ormai le terapie classiche non sono più in grado di garantire una guarigione della malattia. A questo punto questi pazienti una volta venivano sostanzialmente abbandonati. Adesso vengono seguiti, c'è proprio un affidamento da parte dei reparti di oncologia a noi e li prendiamo per mano in un certo senso, accompagnandoli attraverso l'organizzazione che siamo riusciti a mettere su, ad organizzare, garantendo loro che cosa? La possibilità, se lo desiderano, di poter stare a casa a completare il loro percorso di vita, ma soprattutto sostenendo la famiglia che si vuole far carico di questa scelta. L'alternativa alle cure palliative domiciliari è appunto questa struttura in cui siamo ospiti, cioè gli hospice, dove vengono continuate le cure palliative. Hospice è una struttura alla quale il paziente può accedere rivolgendosi all'USL numero 10 Veneto Orientale ed è ubicata presso la casa di riposo Monumento ai Caduti di San Donà di Piave. La posizione è quella di valorizzare una delle, secondo me, eccellenze che ha questo comune nei confronti di persone che hanno situazioni di bisogno e che riguardano sia il malato ma anche la famiglia di queste persone e che non sempre riescono a dare risposta tenendo a casa i pazienti. Quindi noi pensiamo che l'esperimento che ormai è consolidato, fatto e la scommessa su questa struttura in questi 3 anni debba essere potenziato, magari anche arrivando a un allargamento del numero di pazienti. Molto si è fatto grazie alla ricerca medico-scientifica, ma questo non è il punto d'arrivo. Da qui si parte e la sfida per il futuro comincia. Sì, ma si sta diffondendo in Veneto velocemente. La cultura che la territorialità oggi assume un'importanza forse superiore dell'ospedale, non si può dire così, ma l'ospedale serve solo per l'acuzia, perciò servono alte specializzazioni dove il paziente è garantito e sicuro e poi serve molta territorialità. I nostri bisogni oggi sono, come dicevo prima, di una diagnostica efficiente e efficace, poi abbiamo l'emergenza, e poi abbiamo l'acuzie, cioè l'operazione, la chirurgia, e tutto questo si sta diffondendo in modo puntuale e preciso in Veneto e io sono molto soddisfatto perché questo vuol dire che avremo certezze anche noi che oggi abbiamo i capelli bianchi.